l'arancina e la carne. Arancine per la parte occidentale della Sicilia o arancini per la parte orientale. Fatte di riso con all'interno un ripieno di ragù di carne o un mix di formaggi per le arancine al burro. Esternamente troviamo una panatura che ricorda l'arancia. È facile distinguere le arancine alla carne da quelle al burro, perché la prima è sferica, mentre la seconda è di forma conica. Questa forma si ispira al vulcano Etna. Infatti, aprendo la parte superiore dell'arancina, fuoriesce del vapore che ci ricorda il vulcano. Il condimento e la panatura rappresentano una lava nei suoi due stati, calda e fredda. Si suppone che l'arancina abbia un'origine alto-medievale, che risale alla dominazione musulmana in Sicilia, quando si usava cucinare il riso con zafferano, carne e verdure. Alla corte di Federico II si affianca l'introduzione della panatura. Infatti, grazie alla panatura, che si riusciva a conservare bene il riso col suo condimento durante le frequenti battute di caccia, garantendo una perfetta trasportabilità. Per 4 arancine abbiamo bisogno di 500 g di riso per risotto, 500 ml di brodo vegetale, una bustina di zafferano, 100 g di burro, 250 g di ragù per pezzi di rosticceria, sale, pane al raffermo grattugiato quanto basta, 1 litro di olio di semi e un po' di farina 00 per la panatura. In alto trovate il link del ragù per i pezzi di rosticceria. Iniziamo a cuocere il riso con il brodo vegetale. Portiamo in ebollizione l'acqua e poi versiamo il riso. Brodo folle. Adesso versiamo il riso. Se vedete che l'acqua si asciuga, potete aggiungerla poco a poco. Adesso aggiungo un po' d'acqua. Ricordatevi di girare con frequenza. L'ho fatto cuocere per un quarto d'ora, l'ho scodato, adesso aggiungo lo zafferano, il burro, e un pizzico di sale a piacimento. E adesso lo facciamo raffreddare. Iniziamo a preparare la pastetta per l'infamatura. Passiamo un po' d'acqua. Dobbiamo fare una specie di cremina. Un po' di sale e un po' d'acqua.
farcina. Adesso facciamo un foro centrale . Così. E mettiamo il coperto. Piano piano lo togliamo e mettiamo un po' di riso . Deve venire così. Adesso li passo nella pastella e subito dopo nella monica. Versiamo l'olio . Facciamo riscaldare. L'olio è ben caldo, iniziamo a friggere. Adesso è pronta, la esco e metto l'altra. E le nostre arancine alla carne sono pronte.
segno che ti giri, guarda sempre. 500 ml. No, ripeti, c'era la... Aspetta, c'è pure il portato sopra. Pan grattato no. 500 grammi, no, vabbè. 500 ml di brodo vegetale. Una bustina di Di zafferano. zafferano e 100 grammi di burro. Pan grattato no. Pane raffinato. Allora, abbiamo detto, ricapitoliamo. Dai. 250 grammi Di ragù. pan grattato no. Un Gira, litro, gira. un litro di olio di semi. Un litro di olio di semi. Un po' di Un farina. po' di farina. 00 per la fattura. Sì. Di seguito troverete alcuni link per altri pezzi di rosticceria siciliana. Buona ricetta a tutti, ci vediamo alla prossima video ricetta su